bilancio ovviamente è un bilancio quest'anno estremamente importante sotto il profilo dell'impegno internazionale, globale, per i tanti scenari. Oggi ovviamente per noi è una giornata da un lato di grande festa, di grande gioia, dall'altro però quello che io ogni volta ricordo è un momento durante la camminata per ricordare il senso del nostro servizio, il senso di questa missione che è iniziata 159 anni fa su questo territorio per noi così importante. Neutralité. Afin de garder la confiance de tous, le mouvement s'abstient de prendre part aux hostilités et, en tout temps, aux controverses d'ordre politique, racial, religieux et idéologique. Independencia. El movimiento es independiente, auxiliares de los poderes públicos en sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen en los países respectivos. Las sociedades nacionales deben, sin embargo, conservar una autonomía que le permita actuar siempre de acuerdo con los principios del movimiento. In un periodo come questo, quando la fratellanza sembra diventata una cosa non di moda, voi continuate a mantenerla viva, continuate in questa maniera, siete tanti, siete bravi e siamo tutti orgogliosi di voi. Grazie, grazie, grazie. Sometimes you would like to see the power of humanity, and what do? We come to Solferino. Se si vuole vedere il potere dell'umanità, cosa si può fare? Si deve venire a Solferino. Sometimes you just would like to see beauty in red and white, so we come to Solferino. E se invece si vuole vedere la bellezza in bianco e rosso, cosa si fa? Si viene a Solferino. And sometimes we would like to see the diversity and the commitment, the solidarity, as well as the friendship among volunteers. And we come to Solferino. E se si vuole vedere la diversità, l'impegno, la solidarietà e l'amicizia tra i volontari, cosa si fa? Si viene a Solferino. In segno di tangibile riconoscimento per aver ideato 25 anni fa l'evento da Castiglione a Solferino, Fiaccolata, che ripercorre simbolicamente il tragitto compiuto dai soccorritori che durante la guerra d'indipendenza del 1859 trasportarono i feriti dal campo di battaglia fino al luogo dei soccorsi, evento che conta oggi migliaia di volontari del movimento di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa che da tutti i paesi del mondo giungono sui luoghi per ricordare e celebrare la nascita dell'idea di Croce Rossa. Grazie, grazie, grazie Maria Grazia. Mi ha emozionato vedere, tra i tanti, noi abbiamo tantissimi ospiti stranieri, non me ne vogliano tanti, però ci sono dei rappresentanti della Corea. Voi sapete che le due Coree stanno parlando e stanno dialogando, le due Croci Rosse. Questo è quello che siamo. Noi costruiamo ponti che uniscono gli esseri umani. La voce della Croce Rossa per noi è una sola. La Croce Rossa ovviamente non fa politica, noi siamo assolutamente neutrali, però noi abbiamo un imperativo ed è l'imperativo delle donne di Castiglione delle Stiviere, tutti fratelli. Quindi a noi non interessa ovviamente l'aspetto politico, a noi interessa la dignità di ogni essere umano e su quello siamo in prima linea e non retrocediamo di un millimetro.